This week in Trieste, Enrico Samer receives the fourth edition of the Premio Campionissimi for his lifelong dedication to sport, youth and the city's future. Quarta edizione di Campionissimi, un premio che vuole premiare quelle personalità che si sono contraddistinte nel mondo dello sport, in vari ambiti, da atleti, da allenatori, da giornalisti, perché queste sono state le personalità che sono state premiate negli scorsi anni. Quest'anno tocca a Enrico Samer, persona che è imprenditore di successo, ma che da imprenditore ha saputo dare tanto alla città in termini sportivi. Prima con la pallanuoto Trieste, ormai diventata una realtà consolidata ai vertici a livello italiano ed europeo, poi con la costruzione di Trieste Campus, un nuovo concetto di struttura sportiva in cui tanti sport trovano casa, ma c'è lo spazio anche per lo studio, c'è lo spazio per il doposcuola, c'è lo spazio per i corsi di lingue, per la cultura, c'è lo spazio per le associazioni sportive, c'è uno spazio, un contenitore aperto a tutti per fare in modo che sempre più ragazzi possano avvicinarsi alla pratica sportiva e non rinunciare allo studio, non rinunciare al tempo libero e al divertimento. Sicuramente io sono onorato di questo riconoscimento sportivo, è un riconoscimento sportivo che per me in qualche maniera è un riconoscimento per quello che viene svolto dalle associazioni sportive nel sociale, partendo dalla Pallanuoto Trieste e ora grazie a Trieste Campus, quindi questa cittadella dello sport che riunisce tante discipline sportive, ma nasce fondamentalmente per la crescita dei nostri giovani, per avere appunto la possibilità di in qualche maniera influenzare positivamente la crescita di tutta la nostra gioventù attraverso appunto lo sport, quindi attraverso un modello e una disciplina sportiva, attraverso l'impegno nello sport, che vuol dire poi è un grande modello appunto di vita e penso che sia questo un po' il motivo di questo riconoscimento.